ciò che colpisce di più quando si arriva qui è davvero l'accoglienza, il clima di armonia che si trova, ma del resto qui coltivate armonie. C'è questo messaggio che ritorna spesso da voi legato alla musica. Che cosa significa per voi? Per noi l'accoglienza è il punto fondamentale. Parto da quando abbiamo creato questa azienda, è nato tutto dal nostro istinto, dalla nostra emozione. Noi, essendo appunto un'azienda familiare, non abbiamo avuto consulenti o staff, insomma, che ci abbiano organizzato il percorso di dove andare. L'abbiamo fatto con la nostra anima, con il nostro cuore. Per cui, come prima necessità che abbiamo avuto di creare in questo ambiente è l'accoglienza, perché l'abbiamo creato come fosse casa nostra. Qui accogliamo i nostri ospiti come davvero fosse casa nostra, come fosse la nostra famiglia. Armonie è venuto anche questo molto spontaneamente, questo slogan, perché siamo molto legati anche alla musica e negli anni passati abbiamo organizzato diversi concerti, diversi spettacoli qui in cantina da noi, anche in collaborazione con la Strada dei Vini, però avendo questa passione personale sia di musica classica ma di tutta la musica contemporanea piuttosto che jazz eccetera, periodicamente ogni anno abbiamo organizzato un concerto in periodo estivo in cantina e questo sicuramente ci ha dato una spinta in più nel creare anche i nostri vini, ecco, perché amando l'arte in generale, perché abbiamo organizzato anche mostre di quadri, sempre naturalmente di artisti locali, perché non abbiamo mai spaziato al di fuori della nostra zona. E ci ha dato appunto questa idea emotiva di continuare su questo slogan di coltiviamo armonie. E in effetti i nostri vini che cosa cercano? Cercano l'equilibrio. Chi ci segue, chi ci conosce notano questo appunto equilibrio e eleganza. Questa è la nostra mission, ma ripeto, derivata dall'essere di Giuliano e di me, perché noi siamo così e presumo che anche nelle altre aziende piccole, io posso parlare per la nostra, i nostri vini e tutto quello che ci circonda è lo specchio di noi, della nostra anima e delle nostre emozioni. Quindi quello che bevete, assaggiate, siamo noi. Beh, questo è bello perché è soprattutto una cantina da vivere, no? Questa cosa è molto bella perché comunque il vino è un elemento che quasi fa da cassa di risonanza per le nostre emozioni, per le nostre passioni. Quindi voi avete anche creato un contesto in cui questo si può vivere. Questa cosa è molto bella, davvero. E io volevo chiederle anche come è iniziata questa avventura per voi, perché è stata una scelta di vita, poi siete voi due, cioè si avverte molto la dimensione della coppia, cioè siete voi due che riuscite anche con il vostro carisma a trasmettere l'identità di questo luogo. E l'avventura è iniziata una quindicina d'anni fa, forse anche più, ho perso un po' i conti, e comunque Giuliano da sempre ha vissuto la cantina con la famiglia, perché la famiglia di origine di Giuliano aveva terreni, aveva vigneti, quindi lui lavorava in cantina con il papà. Però è venuto il momento di una necessità di creare qualcosa di nostro e io ero un amministrativo, quindi un responsabile amministrativo, ragioniere e quindi molto, molto schematica, serve anche quello in azienda. Però insomma è riuscito a convincermi di iniziare questa avventura e abbiamo creato Borgo Steinbeck. Borgo Steinbeck non è il nostro cognome perché è il cognome della famiglia Favalent, però diciamo che adesso è diventato il nostro nome ufficiale, anche perché oramai passo per la signora Borgo Steinbeck e il signor Steinbeck. Signora Steinbeck mi chiamano, ma non mi dispiace. Quindi dal nulla, perché non c'era nulla, qui c'era un edificio adibito a capannone, abbiamo un po' trasformato l'immagine di questo edificio. Abbiamo impiantato i vigneti, abbiamo costruito questa parte che è il punto vendita, che è appunto l'accoglienza, a nostra immagine e somiglianza, come dicevo.
E questa è la nostra terza creatura. Noi quando ne parliamo come la nostra terza creatura, perché abbiamo 2 figlie femmine e questa è la terza, e quindi abbiamo sempre vissuta proprio in maniera molto reale e concreta. E qui lavoriamo Giuliano ed io, lui segue la produzione, naturalmente è stato proprio un automatico la divisione dei ruoli, lui segue la produzione e i vigneti, io seguo tutto quello che è il resto, quindi l'amministrazione. Vi siamo anche, certo, senza nessun intoppo, proprio è venuto tutto molto normale e spontaneo. Gli ospiti che vengono qui a assaggiare i nostri vini, a partire dal primo, che ce lo ricordiamo ancora quando abbiamo aperto le porte del punto vendita, certo, perché clienti zero, quindi per noi raccontarlo è una grande emozione, perché partire da clienti zero e riuscire ad arrivare oggi a circa 130.000 bottiglie, pian pianino, insomma, ce l'abbiamo fatta, non perdendo mai di vista il nostro obiettivo, che è sempre mirare in alto, nel senso, nei termini di qualità del prodotto. Cerchiamo sempre di mantenere uno standard di qualità e questo è importante, questo è importante. Qui nel Calice noi abbiamo un Sauvignon. Non a caso adesso, insomma, stiamo chiacchierando con questo vino di fronte, perché comunque è un grande vitigno internazionale, molto conosciuto in tutto il mondo. Voi, insomma, siete molto legati al territorio, però producete anche degli ottimi vini da vitigni internazionali, che comunque qua hanno un lungo retaggio storico e di tradizione. Il Sauvignon, qui abbiamo il vostro Levaux, che comunque è un'evoluzione, no, del Sauvignon, perché si tratta di una versione più matura, più morbida, più evoluta. Quindi un vino che piace anche all'estero, immagino. Questo è un po' lo step successivo per voi. Vi siete conquistati la clientela qui e ora dove guardate al futuro, per il futuro? Allora parto dal Sauvignon, che naturalmente mi piace prima spiegarlo e poi racconto qual è il nostro progetto futuro. Il Sauvignon nasce da una sollecitazione il Levaux, da una sollecitazione di alcuni dei nostri clienti appassionati del nostro Sauvignon, il classico, il Bosco della Donna, perché ci hanno sollecitato il fatto che hanno riscontrato anche qui lunga longevità, nonostante siano vini da proporre giovani. Anche qui c'è molta possibilità di andare nella maturità, e per cui Giuliano ha fatto questo, diciamo, esperimento a quel tempo di proporre un Sauvignon più maturo nello stile dei vini francesi, quindi con maturazione in barrique, anche se non barrique usate, non nuove, per non dare proprio l'eccesso del legno. E quindi il risultato, insomma, ci è piaciuto ai nostri clienti. Perché questa scelta del legno? Proprio perché il nostro mercato ci porta adesso a cercare l'estero. All'estero parliamo di Europa, ma parliamo anche di Stati Uniti, parliamo di Canada, e amano i vini che fanno legno, che maturano, che si affinano nel legno. Per cui il riscontro esattamente, anche più strutturati alla fine, perché come si sa il legno dà struttura. E quindi è nato, per il Sauvignon è nata quest'altra scelta di un vino più evoluto, da cui Evo, appunto. Per noi è un vino di spessore, infatti anche l'etichetta l'abbiamo voluta comunicare in questo senso, un vino con l'etichetta in metallo, con un rilievo, e oro perché per noi è il top. Dico per noi, sempre parlo per noi, poi speriamo che gli ospiti possano apprezzarlo. E l'avventura all'estero comunque continua, e anzi ben convinti che questo sia il percorso. E naturalmente anche lì proponiamo sempre il nostro Lison 150, il primo vino che portiamo sempre all'estero, perché come bandiera del nostro territorio. E pian pianino la clientela sta rispondendo nella conoscenza, anzi direi che l'indirizzo dell'appassionato consumatore cerca sempre di più vitigni autoctoni piuttosto che vitigni internazionali. Questa è la percezione, che sia un mercato naturalmente di chi sa apprezzare, di chi sa bere.
e noi contiamo che anche questo popolo cresca sempre di più, ecco, che non rimanga nella non conoscenza della qualità dei vini. Beh, può essere interessante perché comunque può fare da traino, ecco, anche all'aspetto territoriale, poi sui vitigni che sono quelli locali. Assolutamente sì. Beh, insomma, io vi faccio i miei complimenti perché Grazie. davvero è anche questo un impegno importante, non solo per voi ma anche per il territorio, perché in questo modo si porta, attraverso anche questi vini, il messaggio di questo territorio, di questa realtà all'estero, e questo è molto importante.